Ha perso la vita sul colpo l'87enne Mestrino, travolto e sbalzato sull'asfalto da un'auto guidata da un signore anziano in via Vespucci. L'87enne stava percorrendo la ciclabile quando si è messo sulle strisce per raggiungere l'altro lato della strada, uno dei pochi tratti di Mestre ad avere sia l'attraversamento pedonale che ciclabile. In quel momento l'auto che proveniva dal centro di Mestre, diretta verso San Giuliano, lo ha colpito scaraventandolo a terra. Nell'impatto, prima con la vettura, poi con l'asfalto, l'anziano ha sbattuto violentemente la testa, un colpo che gli è stato fatale. Indaga la polizia locale che sta esaminando i video delle telecamere di videosorveglianza. Non è esclusa l'autopsia sul corpo dell'anziano. L'indomani del tragico evento, i residenti tornano a sottolineare la pericolosità della via, un rettilineo che invita a spingere il piede sull'acceleratore. Sono 25 anni che combattiamo contro l'amministrazione comunale nelle sue varie espressioni di tutti questi anni, per far presente che questa non è una strada urbana, ma di fatto un'autostrada. Ci sono parecchie macchine che passano, perciò bisogna stare attenti, ecco. Ma ha messo qua il semaforo che c'è stato anche un morto, una ragazza morta ancora tempo fa. 6 vittime in poco più di 20 anni in una strada urbana il cui limite di velocità va dai 30 ai 50 km all'ora. Qualcuno frena all'ultimo, anche se vado a piedi, anche stamattina che sono andata a camminare, comunque frenano all'ultimo, oppure suonano se sei magari anche sulla pista ciclabile, ci sono le biciclette che corrono perché le macchine guardano le biciclette guardano i pedoni e non è mai finita. Bisogna fare la strada con un andamento ondivago, non rettilineo, ma basta mettere delle fioriere un po' qua e un po' là, in modo che la gente non si vede il rettilineo davanti. Basta morti su questa strada, basta! Assessore, basta! Non è possibile che la gente muoia sulle strade, sulle strisce pedonali, siamo in città! 25 anni che combattiamo! Basta, intervenite subito!